Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La situazione epidemiologica nella nostra regione migliora, continua la discesa della curva, ma i dati non riflettono ancora le riaperture del 26 aprile. Le prossime settimane saranno cruciali per iniziare a capire cosa ci riserverà l'estate. La situazione Covid in Friuli Venezia Giulia è in netto miglioramento, in particolare per quanto riguarda i contagi e i decessi. La pressione sulle strutture sanitarie si mantiene stabile, ma a un livello ben al di sotto delle soglie di guardia. E in sintesi l'analisi scientifica settimanale sull'andamento della pandemia del data scientist della Sissa di Guido Sanguinetti. I dati di questa settimana però non riflettono ancora le riaperture del 26 aprile. Rimane quindi ancora un'incertezza considerevole circa il consolidamento di questo miglioramento. Per questo le prossime 2 settimane saranno cruciali per iniziare a capire cosa ci riserverà l'estate, spiega Sanguinetti, sentito dall'ANSA. Secondo il ricercatore prosegue la discesa della curva pandemica in Friuli Venezia Giulia nella settimana 1-7 maggio a un ritmo ancora più sostenuto rispetto ai 7 giorni precedenti. Nella settimana trascorsa si sono rilevati 771 nuovi casi contro i 1107 della settimana dal 24 al 30 aprile. Sostanzialmente stabile il numero di persone testate, per la prima volta 12.790. Il rapporto casi positivi su casi testati cala fortemente al 6%. Sostanzialmente stabile la situazione delle terapie intensive, con 28 ricoverati contro i 30 del 30 aprile. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 175 degenti a fronte dei 239 di una settimana fa. In forte calo anche il dato delle vittime, con 32 decessi registrati nel periodo 1-7 maggio contro i 55 registrati la settimana precedente. Andiamo a vedere i dati dei contagi di oggi. Su 2.797 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.596 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, 0,56%. È stato registrato un decesso, mentre i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 21 e si riducono quelli negli altri reparti, che risultano essere 152. Nel settore delle residenze per anziani non è stato rilevato alcun caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e non risultano essere stati contagi tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse strutture, nemmeno sul fronte del sistema sanitario regionale. Riaprono le visite nelle residenze per anziani. Per andare a trovare un parente serve il Green Pass, un certificato di guarigione da Covid negli ultimi 6 mesi, un tampone negativo nelle ultime 48 ore o il certificato di avvenuta vaccinazione. Gli accessi e le uscite programmate degli ospiti dovranno seguire un rigido protocollo di sicurezza. In caso di focolai e contagi tra pazienti e personale potranno essere rimodulati o vietati senza un'adeguata separazione degli ambienti dedicati alle visite. Cambiamenti accolti con una certa cautela dalle strutture come la casa di riposo Umberto I della Tisana, che vuole analizzare meglio il documento, e le piccole strutture sono invece preoccupate per la mancanza di spazi adeguati. E da domani si apriranno anche in Friuli Venezia Giulia le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid-19 per i cittadini nelle fasce d'età 50-59 anni, e le persone di altre fasce che già si erano prenotate in precedenza potranno chiedere di anticipare la data del vaccino. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso call center regionale, gli sportelli CUP e le farmacie abilitate e la web app. L'assessore regionale Sebastiano Calleri ha preso parte alla cerimonia per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale delle stragi di tale matrice tenutasi in Largo Caduti di Nassiriya Trieste. La cerimonia, durante la quale è stata deposta congiuntamente una corona d'alloro da parte della prefettura, della regione e del comune di Trieste, si è svolta alla presenza del prefetto Valerio Valenti e del presidente del Consiglio Comunale di Trieste Francesco Di Paolo Panteca, ma anche quest'anno in maniera ristretta nel rispetto delle regole anti-Covid-19. Da amministratore pubblico, ha osservato l'assessore Calleri, mi sento in dovere proprio in un'occasione come questa di fare un appello invitando tutti i cittadini che hanno diritto a prenotare la vaccinazione. Faranno così proprio uno degli strumenti più efficaci, ha concluso l'assessore, per costruire un presente e un futuro migliore. Assaggio di stagione estiva per Lignano Sabbiadoro, il merito è tutto delle belle giornate di sole e delle temperature in salita, un mix perfetto che ha fatto arrivare nella località molti turisti nel weekend, soprattutto pendolari.
Stabilimenti balneari in allestimento, ma sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro va in scena la prima prova d'estate. Gli 8 chilometri di costa lignanese, così come le vie del centro, gremite di gente, munite di mascherina, tante le persone che passeggiano in riva al mare o in centro e alcune si sono organizzate stendendo il proprio asciugamano sulla sabbia o giocando a racchettoni. Il merito è tutto delle belle giornate di sole, delle temperature in salita, un mix perfetto che ha fatto arrivare nella località molti turisti nel weekend, soprattutto pendolari. Friulani, veneti, ma si vedono anche i primi stranieri, in particolare austriaci. Per tutta la giornata trascorsa la passeggiata sul lungomare, le vie del centro e la prima tintarella stagionale, gli stabilimenti apriranno ufficialmente dal 15 maggio in base a quanto previsto dal DPCM governativo. La spiaggia è stata allestita con uno spazio di circa 16 metri quadrati per ogni ombrellone. Al momento sia a Pineta che a Riviera si lavora in regime di elioterapia con il servizio salvataggio operativo nel weekend per una spiaggia covid-free dove sono stati piantati 10.000 ombrelloni. Siamo alle notizie di cronaca. Ha esibito a titolo di caparra alcune copie di bonifici bancari dell'importo di 900 euro, soldi che in realtà non aveva mai versato. L'ha fatto per ottenere in affitto un immobile, poi di fatto occupato abusivamente. A finire nel mirino del truffatore un uomo di 40 anni residente nell'Interland udinese. Quest'ultimo, resosi conto di essere stato raggirato, si è rivolto ai carabinieri della stazione del capoluogo di Udine che hanno avviato un'indagine. Al termine dell'attività i militari dell'Arma hanno denunciato il malvivente. Si tratta di un uomo di 32 anni residente nel capoluogo friulano, pluripregiudicato. È stato denunciato per truffa e insolvenza fraudolenta. E per gli altri aggiornamenti di cronaca della giornata abbiamo in collegamento telefonico la nostra Paola Treppo. A te la linea. Sì, Alexis, buonasera ai nostri telespettatori. Sono in corso in questo momento i soccorsi a Rivignano, siamo in piazza 4 novembre all'intersezione con via Bersaglieri in centro cittadino. Per causa in corso di accertamento ci sono i carabinieri di Mortogliano sul posto, si sono scontrati uno scooter e una Volkswagen Passat condotta da una donna di Pocenia. L'uomo in sella allo scooter è rovinato sull'asfalto, ha riportato dei traumi al volto, è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente dalla Tisana, trasportato per fortuna in condizioni non gravi al nosocomio sempre della cittadina della Bassa Friulana. Qualche disagio per il traffico, molte le persone in piazza che hanno assistito ai soccorsi. È stata chiusa la strada, poi un soccorso con l'elicottero a Usago di Travesio, un uomo è rimasto ferito in maniera piuttosto seria, è stato elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Un altro piccolo incidente poi anche a Cervignano del Friuli. È stata una giornata tutto sommato tranquilla sul fronte incidenti, a differenza di quella di ieri che è stata veramente segnata da tanti gravissimi incidenti, tra cui 2 incidenti mortali. Ecco, per il pomeriggio è tutto. Alexis, ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo per gli aggiornamenti di cronaca della giornata e siamo allo sport. Il Giro d'Italia 2021 vedrà la nostra regione grande protagonista tra il 22 e il 24 maggio, d'attesa nei prossimi giorni la decisione sul numero di persone che potranno salire sul monte Zoncolan. Dai sopralluoghi del weekend la situazione è buona e il passaggio imbiancato promette uno spettacolo unico. Si va verso un ingresso contingentato alle partenze e agli arrivi, se ne saprà di più il 15 maggio al termine di una triplice riunione con le prefetture di Gorizia, Udine e Pordenone, tenendo conto della situazione epidemiologica del momento in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia 2021 vedrà la nostra regione grande protagonista tra il 22 e il 24 maggio ed è pronto comunque, nonostante il Covid, a proiettare Grado, Gorizia, lo Zoncolan e Sacile alla ribalta internazionale. Osservato speciale lo Zoncolan. Nel weekend infatti diversi sopralluoghi sono stati effettuati sia da Daniele Straulino, assessore del comune di Sutrio, che dal comitato organizzatore guidato dall'instancabile Enzo Cainero. La situazione è buona considerando anche l'asfaltatura degli ultimi chilometri, pronta in anticipo rispetto alla tabella di marcia. È attesa la decisione sul numero di persone che potranno salire sullo Zoncolan. Sarà previsto un accesso limitato anche nelle zone di arrivo e partenza. Si valuta la possibilità di creare uno scaglionamento sul modello dello scorso anno nel Monte di Ragogna, creando dei settori con dei posti preassegnati per mantenere un corretto distanziamento. Intanto il paese si prepara ad accogliere i ciclisti. L'assessore Straulino promette uno spettacolo unico grazie anche alla neve che crea uno splendido e unico corridoio bianco.
E nella seconda tappa del Giro d'Italia a Novara, nono posto per il friulano Davide Cimolai. La maglia rosa resta Filippo Ganna. E siamo al calcio, si gioca tutto domani. Il Pordenone che contro il Cosenza può vincere o pareggiare per evitare altri 2 spareggi salvezza contro gli stessi calabresi. 7 punti di vantaggio della squadra di Maurizio Domizzi sul Cosenza, che in caso di vittoria diminuirebbe il suo svantaggio a 4 e come da regolamento giocherebbe play-out con una partita d'andata in Calabria e ritorno a Lignano. Dopo il pareggio con il Venezia, i rimpianti appartengono alle sconfitte con Reggiana e Salernitana, dove sarebbe bastato un punto ai neroverdi per essere già salvi. Sarà dunque a Lignano che il Pordenone dovrà conquistare il suo obiettivo, anche se il rendimento casalingo parla di sole 4 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitti. Si gioca tutto domani, dunque il Pordenone Calcio. Sentiamo il tecnico Domizzi alla vigilia della gara. Sono convinto che mentalmente ci arriviamo bene, che fisicamente la squadra, lo ha dimostrato anche a Venezia, l'avevo detto già nelle settimane precedenti, c'è ed è in crescendo anche rispetto ad altre formazioni, quindi siamo pronti. Credo che la motivazione di avere ognuno i propri obiettivi, che siano di squadra, di permanenza di categoria, anche personali per quanto riguarda le possibilità future e mille altre occasioni, debbano e sicuramente prevarranno. Poi uniti a questo ci vuole una buona condizione e anche le solite, come ripeto, settimane, qualità poi per fare le cose fatte bene, le giocate giuste per far gol, perché poi i gol alla fine non si fanno né con le gambe né con il cuore. E per tutti i risultati del calcio regionale, appuntamento con Tutocampo a partire dalle 19:45 con Massimo Radina e le immagini della sconfitta della Manzanese. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.